Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a nome della mia amministrazione, a nome di tutte le città, alla 32esima edizione del concorso di violino Città di Vittorio Veneto, premio internazionale Prosecco Doc. È con emozione che vi sto parlando, perché mi è stato dato l'onore di far ripartire questa manifestazione che era tradizionale qua a Vittorio Veneto. Ricordo 2 anni fa, quando in una giunta il mio assessore Antonella Uliana, assessore alla cultura, appassionatamente ci propose di far ripartire quello che era stato cancellato qualche anno prima. Non ci è voluto molto, vero Antonella? Qualche minuto, sì e no, di riflessione, e poi abbiamo avuto il coraggio di farlo ripartire. E quindi devo ringraziare Antonella per la sua proposta. Abbiamo fatto bene a riporre in lei la nostra fiducia, perché ha lavorato tanto per arrivare a questa manifestazione. Devo ringraziare tutti i suoi uffici in un'opera titanica, perché non solo è complesso l'evento, ma farlo rinascere è stato doppiamente più difficile farlo. Ma comunque ci siamo arrivati a questa 32esima edizione. Io devo ringraziare naturalmente, oltre a loro, il consorzio del Prosecco Doc, che conoscevamo, sapevamo quanto fosse impegnato nel mondo delle arti, della musica e della promozione di questo territorio, e infatti ha risposto immediatamente in modo tale da permetterci di elevare quello che era il nostro tradizionale concorso a livello internazionale. Oggi per la prima volta siamo presenti anche con i mezzi tecnologici che oggi sono a disposizione praticamente in tutto il mondo. E quindi grazie. Devo ringraziare anche quelli che da non vittoriesi ci hanno appoggiato fin da subito, artisti, musicisti, direttori di teatri, direttori di orchestre, liutai. Tutto il mondo della musica ci è stato vicino e questo ci ha incoraggiati. E poi siamo soddisfatti anche per il fatto che capiamo di essere un possibile trampolino per le carriere dei giovani violinisti, che sappiamo quanto lavorano per arrivare ai loro livelli, e quindi ci fa piacere poter aiutarli in questo loro percorso.
Avremmo gradito che questa sera fosse presente anche il nostro governatore, il dottor Luca Zaia, il quale ha molte cose da fare, quindi mi ha mandato queste 2 righe che vi leggerò. Pregiatissimo Sindaco Miatto, nel ringraziarla per l'invito, come già comunicato dalla mia segreteria, purtroppo non potrò partecipare al concerto inaugurale del 32esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, premio internazionale Prosecco Doc, a causa di concomitanti impegni istituzionali. Affido pertanto a queste righe il mio benvenuto in Veneto ai musicisti provenienti anche da diversi paesi dell'Unione Europea. Questa manifestazione è nata nel 1962, è un appuntamento tradizionale con la buona musica e i suoi bravi interpreti, ma rappresenta anche una ripartenza dopo ciò che abbiamo vissuto finora per la pandemia. Ancora una volta il suono degli strumenti riecheggerà a Vittorio Veneto, città vocata alla musica, facendo ricordare quanto questo genere artistico abbia un valore universale e sia parte integrante della nostra identità e cultura. Mi complimento con l'amministrazione comunale per l'impegno profuso nell'organizzazione e rivolgo il mio cordiale saluto ai partecipanti, certo che saranno colpiti dalla bellezza di una terra unica e inimitabile riconosciuta patrimonio dell'umanità UNESCO. Buon ascolto. Eh sì, lo dobbiamo ammettere, siamo emozionati. Io lo dicevo già in conferenza stampa, un obiettivo importante, forse un sogno da raggiungere, una scommessa, o tutte queste cose messe insieme, ma certo che il concorso di violino, il nuovo nostro concorso di violino, l'abbiamo voluto intensamente e ci abbiamo creduto da subito, anche se l'abbiamo voluto con una forma diversa rispetto a quello che è stato nel passato. Siamo consapevoli della storia che il concorso di violino ha segnato per la nostra città, 50 anni di storia del concorso, ma siamo anche consapevoli, lo siamo stati da subito, che qualche cosa doveva cambiare, perché i tempi sono cambiati. Ecco allora immediatamente l'idea di aprire il concorso all'Europa. L'ha detto il direttore artistico, il violinista De Angelis, tra l'altro vincitore di un'edizione del concorso di violino Città di Vittorio Veneto. Lui ha parlato del mio concorso deve aprirsi all'Europa. Io dico il nostro concorso, perché è un concorso che nuovamente dovremo cominciare a sentire come qualche cosa che appartiene alla nostra città, perché la nostra città è la città dell'arte e della musica. Ce l'abbiamo nel nostro DNA, la musica. Noi abbiamo dato i natali a Lorenzo da Ponte, il celebre librettista di Mozart. E siamo riconosciuti nel mondo proprio nel nome di Lorenzo da Ponte. E siamo stati conosciuti in tutta l'Italia per il concorso di violino Città di Vittorio Veneto. Ripartiamo quindi con grande entusiasmo, con gran lavoro. Ripartiamo in un momento sicuramente difficile, molto complicato, ma è proprio per questo che il nostro concorso è un concorso che vuol dare un messaggio di novità, di giovinezza, di speranza, che è quello condensato perfettamente nell'immagine creata per il concorso di violino da un artista, Ale Giorgini, che avete visto ovunque. Eccoci quindi qui, il concorso ha inizio. Domani su questo palco ci saranno giovani violinisti provenienti anche da paesi europei, che si cimenteranno, che metteranno davanti ad una giuria quello che è il loro impegno, il loro lavoro. E noi auguriamo a loro di rendere il meglio che possono fare e di essere valutati per quello che faranno. E questo è un augurio che facciamo di buon lavoro alla giuria, perché l'impegno di valutare e di decidere
chi sarà poi il vincitore sicuramente non è un impegno semplice. In bocca al lupo quindi a tutti loro e buon lavoro alla giuria. Vi sarete accorti che abbiamo qui sul palco un violino. Beh, io vi assicuro che questo violino non è solo uno strumento, ma è un'opera d'arte. È fatta dalle mani di un liutaio milanese e l'ha realizzato apposta perché possa essere il dono privilegiato per colui che sarà il vincitore di questa prima edizione internazionale. Quindi che il concorso abbia inizio con questo concerto meraviglioso di questi straordinari musicisti e che possa negli anni replicarsi e proseguire su una strada che sempre più dovrà rendere la nostra città della musica. Buon ascolto a tutti.
ci sono ancora abituato.
romantico. Torniamo al primo autore che avete ascoltato, Schumann. Scrisse dei pezzi degli studi in stile canonico, in stile di canone, per uno strumento che poi è scomparso, un pianoforte che avesse sotto una pedaliera come un organo. Non ebbe successo questo strumento, però questi pezzi sì, e ne fu fatta una versione molto bella da Georg Kirchner per trio, e il secondo brano è un adagio con molto sentimento che vi offriamo come bis.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.